Progress on the Noemix project has been presented through official handover of electric vehicles to public entities participating in the initiative. Funded under the EU's Horizon 2020 program, Noemix aims to replace traditional public fleet vehicles with over 500 electric cars, alongside charging infrastructure and solar power systems. The project is expected to save 2.7 gigawatt hours of energy annually and cut CO2 emissions by 1,000 tons. Sì, Noemix declina quelle che sono le nostre intenzioni, cioè di sfruttare energie rinnovabili, quindi tutto il parco di oltre 500 veicoli verrà ricaricato di energia rinnovabile fotovoltaica. Inoltre queste 500 macchine saranno a rotazione, in car sharing come si suol dire, quindi non saranno mai ferme, a rotazione con dipendenti pubblici, che sono azienda sanitaria, comuni, regione, ARPA, quindi un progetto innovativo unico in Europa per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Vogliamo declinare in pratica quello che è appunto la riforma, l'efficienza energetica, ma soprattutto verrà utilizzato in città, quindi avremo zero inquinamento sia dal punto di vista dei consumi di idrocarburi, che non ci sono ovviamente, ma anche dal punto di vista del rumore che è assente.